C'è chi fa una foto per immortalare il fatto, chi passa incuriosito e chiede ai numerosi rappresentanti delle forze dell'ordine che cosa stia succedendo. C'è chi si ritrova in piazza per ricordare il marito che non c'è più e che oltre 30 anni fa si è battuto per vedere realizzato oggi questo momento. L'apertura del cantiere per la demolizione della veranda abusiva del bar Ostigoni a Lavagna è un passo fortemente simbolico nella vita pubblica della cittadina del Tigullio, la cui amministrazione ancora oggi è commissariata per mafia. È un grande giorno per noi. Mi dispiace che non ci sia lui a vederlo. A vincere l'appalto per i lavori di demolizione del manufatto, intervento che viene seguito direttamente dall'ufficio tecnico del comune di Lavagna, la NME, ditta dell'Alessandrino, indicata dalla prefettura perché è iscritta all'albo dei soggetti che possono operare per l'abbattimento di strutture dichiarate abusive. Il costo si dovrebbe aggirare intorno ai 20.000 euro, anche se molto dipenderà dal lavoro necessario per il ripristino della superficie della piazza, della quale non si conosce ad oggi lo stato. I primi elementi ad essere smontati saranno i vetri, poi sarà la volta della struttura in acciaio, operazione che domani renderà necessario spostare di qualche metro la bancarella di frutta e verdura adiacente. Nei giorni scorsi la proprietà ha provveduto a portare via e smaltire gli arredi presenti ancora all'interno. Qui il tempo sembrava essersi fermato a quel giorno di 3 anni fa in cui la struttura era stata oggetto di sequestro da parte della magistratura nell'ambito dell'inchiesta Conti di Lavagna. I frighi ancora accesi, torte e panini presenti nelle vetrine, i tavolini approntati. Ma la giornata di oggi è un salto indietro nel tempo per chi, sedendo tra i banchi del Consiglio Comunale nel 1986, aveva per primo denunciato l'abuso. Avete aspettato tanto, ma alla fine qualcosa si è mosso, si sta muovendo. Sì, qualcosa si è mosso, anche se tanti abusi rimangono ancora come sono. Questo è uno importante che si sia arrivati alla definizione, ma è uno dei tanti.